Buonasera a tutti. Facciamo l'appello e lasciamo parlare al segretario. Sindaco, Teo Sabrina, Dorigo Matteo, Guglielmini Pierino, Busso Francesco, Antelmo Luca, Pellegrino Lorenzo, Dusso Alessandra, Martesano Rocco, Portolucco Fabrizio, Tonon Fabrizio, Minore Giovanni, Danò Antonio, Giro Marco, Pomino Alessandro, Paolo Marco, Commisso del Marco. Nomi degli scrutatori, Bortolucco, Guglielmini e Giro. Ci sono delle interpellanze? Consigliere Giro, prego. Oggi un'interpellanza su danni causati dal lavoro in corso di realizzazione sull'Ecodoro della Presa. Come a tutti noto, dalla Presa sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova linea della fornitura. In particolare, sull'Ecodore, una fase di lavori si è conclusa da 2 giorni, con la chiusura della squadratura provvisoria degli scavi. In attesa della realizzazione di un comando stradale, secondo le prescrizioni della provincia di Venezia, dovrà avvenire non prima di 6 mesi dal termine dei lavori. L'iscrizione peraltro tecnicamente inaccessibile. In conseguenza degli dissesti presenti sulle pianeggiate, il comando della polizia locale ha messo l'ordinanza con l'esecuzione del limite di velocità temporaneo di 30 km/h. Da questa squadratura provvisori, tuttavia, sono stati realizzati in modo molto approssimativo. A causa della tipologia del terreno naturale di sottofondo, di tipo argilloso o scarsa consistenza, le vibrazioni causate dal passaggio di mezzi pesanti sulla asperità della sede stradale si riverberano sulle formazioni degli edifici prospicienti da via, causando creste sulle sugli stessi. Ma concordate che per i residenti dovrà condurre con continui sussurri e vibrazioni che si ripercuotono sui mobili e sui progetti. Si ricorda si risulta che il problema sono stati interessati sia gli enti competenti, quale la provincia di Venezia, l'ASI e l'impresa. Ma ad oggi nulla è stato fatto per migliorare la situazione, ovvero ci risulta siano stati fatti vari sopralluoghi per parte degli enti, ma non si procede per gestione di competenza. Tantomeno risulta l'attività preventiva da parte della polizia locale per far rispettare il limite di 30 km/h. Se è vero, come è stato riferito, che i lavori per saldatura definitiva non verranno realizzati prima di fine giugno, cosa peraltro deprecabile dal punto di vista della ricettività turistica, riteniamo sia d'obbligo per l'amministrazione comunale procedere a tutela dei propri cittadini e dei loro beni senza ulteriori abusi. Si chiede una risposta senza l'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale di servizio. Grazie consigliere Giro. Capogruppo Bonini, prego. Grazie Presidente, buonasera. Evidentemente la questione è stata fatta oggetto dell'interpellanza del consigliere Giro e sentita perché anche noi sullo stesso tema abbiamo un'interrogazione con risposta in Consiglio Comunale. Il titolo grave dissesto delle strade via Luisi e provinciale 59. La presente interrogazione per segnalare il grave dissesto che interessa il sedime stradale via Luisi in località Maragno di Caule della strada provinciale 59 della frazione di Terrapresa fino a Capoluogo. Strade che, specie nell'imminente periodo primaverile ed estivo, sono ormai diventate il principale collegamento dalle verso l'autostrada, nonché dalle verso i centri di frazione dell'entroterra. Oggi la pavimentazione stradale di via Luisi presenta profonde fessurazioni e pericolosi avvallamenti su entrambi i margini esterni della carreggiata. La strada provinciale 59, invece, interessata dai lavori per la realizzazione del collegamento della rete fognaria, oggi presenta ancora un matto stradale posticcio, piccoli buchi e di tombini sporgenti. Tale situazione di dissesto costituisce un elemento di grande pericolosità per la circolazione stradale, in particolare per le biciclette e le motociclette, oltre ad offrire un pessimo biglietto di benvenuto ai turisti che raggiungeranno, si spera, la nostra località.
Alla luce di un tanto si chiede all'amministrazione comunale se è a conoscenza del problema segnalato e se ha sviluppato un'analisi delle situazioni dei progetti per interventi necessari a porre rimedio a quanto segnalato con relativa stima dei costi. Pare si chiede se questa amministrazione ha in programma un intervento di straordinaria manutenzione e se si è attivata con la provincia di Venezia per il rifacimento della pavimentazione della strada provinciale 59, almeno per il tratto che va dalla presa a Cavo del capoluogo. Si invita in ogni caso l'amministrazione comunale a dare la massima priorità all'intervento ed attivarsi con tutti interessati per la soluzione dei problemi segnalati. I consiglieri comunali sono loro. Prego. Interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio Comunale. Al titolo Lei viene? Nel corso della appena conclusa campagna elettorale per le elezioni politiche 2013, in data 10/2/2013, il cavaliere Silvio Berlusconi ha partecipato ad un incontro pubblico presso la ditta Green Power SPA di Milano, provincia di Veneto. È ormai noto il fatto che in tale occasione l'ex Presidente del Consiglio si è rivolto ad una dipendente della suddetta società con domande dall'inequivoco doppio senso. Pare la signora in questione è stato oggetto di apprezzamenti che di comico, di rispettoso poco o nulla hanno. Si dà il caso però che la scena in questione e il pubblico presente siano stati ripresi dalle telecamere di Sky TG24 e che il servizio stesso sia stato pubblicato in internet tramite il portale youtube.com. Ebbene, a questo consigliere comunale è stato segnalato il video in questione, visibile appunto sul sito youtube.com e riporto l'indirizzo, dove appare anche il sindaco di Cavo, Luciano Stiuri, seduto tra le file del pubblico al fianco dell'ex vice sindaco Gianni Stivali, e colto nell'atto di ridere e applaudire, almeno apparentemente, alle battute dell'onorevole Silvio Berlusconi. Alla luce di un tanto e del fatto che tutti abbiamo una madre, molti di noi hanno anche una moglie, e anche almeno una figlia, in quanto donne si sono sentite imbarazzate e umiliate dalla scena del tragico servizio del noto politico, si chiede al sindaco di Cavo di confermare o meno la propria presenza in dette circostanze, di riferire al Consiglio Comunale se le immagini vanno ritratte effettivamente, mentre rideva e applaudiva le battute del cavaliere Berlusconi in questione, e se il sindaco condivida le stesse. Consigliere Giro, prego. Grazie Presidente. Ritorno all'interpellanza in merito al convegno turismo quali scenari futuri. Mercoledì 20 febbraio scorso, presso la Piazza dell'Alto di Arte, è tenuto un interessante convegno del tema turismo quali scenari futuri, poi flussi e l'evoluzione delle strutture turistico-turistiche. I relatori erano di tutto rispetto, moderando uno dei massimi esperti in turismo in Italia, docente di Hospitality Management al Master of Tourism Management all'Unione di Milano, famoso architetto docente al Politesain di Milano, un consulente in food service marketing che collabora con le maggiori strutture e catene alberghiere italiane ed europee. La convegno rappresenta anche il nostro stesso. Il tema affrontato durante il convegno è ormai noto a chi si occupa di turismo, inerente alla migliore risposta in termini di ospitalità per affrontare la sempre più rapida evoluzione dei flussi turistici. Un tema complesso, plurisettoriale, che spazia la capacità di attrarre turisti all'urbanistica, dalla tutela e rivalutazione dell'ambiente e della cultura, alla capacità di adeguarsi anche normativamente all'evoluzione del mercato, soprattutto nel contesto di crisi sistemica che il nostro Paese sta affrontando. Ma due concetti sono apparsi chiari: la qualità e la collaborazione. Oggi più che mai, se vogliamo affrontare le nuove sfide che il mercato ci impone, dobbiamo essere in grado di creare il sistema nel fornire qualità. Il sistema si crea con la condivisione e la partecipazione delle scelte che devono essere scientificamente orientate all'interesse comune e non agli interessi particolari. Tra i vari argomenti sviluppati, il vincolo alberghiero è stato uno di quelli che in questa congiuntura amministrativa per la nostra città ha maggiore rilievo. È stato ribadito
recepire devono essere necessariamente svincolati dall'arci e lacciuoli burocratici che ne limitano lo sviluppo. Le nuove organizzazioni, gli ampliamenti, tutti gli interventi in generale devono essere frutto delle scelte territoriali per dar modo alle strutture di adeguarsi in poco tempo alle necessità del mercato. Non certo che le amministrazioni, le cui scelte a volte possono perseguire scopi ben diversi da quelli territoriali. Inoltre le attività che loro magari si trovano ad essere non più competitive sul mercato devono avere la possibilità di uscire. Compito delle amministrazioni invece è quello di creare le condizioni economiche e sociali perché le attività rimangano sul mercato, incentivando gli investimenti sia per le nuove edificazioni che per le ristrutturazioni con la detassazione, burocratizzando gli interventi amministrativi, ponendosi con l'energia della promozione e della programmazione. In tal modo anche le attività al momento più competitive troverebbero nuova vita da tassazione, rimanendo sul mercato, evitando così la speculazione edilizia che già tanti anni ha creato il suburbano e economico-sociale delle nostre città. Venendo a noi, rivediamo come la nostra amministrazione stia perseguendo obiettivi diversi. Il PAT continua a prevedere il vincolo alberghiero nella forma restrittiva, ma al corteggio non vediamo più un'azione istituzionale per l'incentivazione agli investimenti nel settore alberghiero. Di contro, sia l'impressione che le attività ricettive siano viste come fonte a cui attingere l'IMU, la TIA, i costi soggiorno e tutti i balzelli larghi. L'imposta di soggiorno e le modalità con cui è stata istituita il condivisione e partecipazione, assistiamo alla continua pura contrapposizione tra amministrazioni e categorie. A nostro avviso, nell'interesse della comunità, riteniamo sia opportuno e doveroso un passo in avanti dell'amministrazione per perseguire gli obiettivi della qualità e della collaborazione, sia sul PAT che sull'imposta di soggiorno di PSI. Se volete continuare a non ascoltare le nostre istanze per giudicare l'impatto, invitiamo quantomeno a recepire le argomentazioni di chi è sicuramente più preparato di noi e ci ha pregiato con la visita alla nostra località. Se chiedo la risposta, si è l'articolo 16 del regolamento del Consiglio. Grazie consigliere Giro. Un'altra, prego. Leggo sul punto di soggiorno che ho preparato il gruppo Zanona, il piano sull'imposta di soggiorno. Nelle ultime settimane abbiamo appreso dai giornali, ma anche dai comunicati stampa, delle varie categorie che presentano gli operatori turistici di Caore di un atteggiamento del poco singolare, se non di scontro, da parte dell'amministrazione comunale nei loro confronti. Vengo da un comunicato stampa del 19 febbraio, giugni dagli operatori del settore turistico rappresentati nella consulta di Caore. Gli operatori abbandonano la consulta del turismo. Gli operatori del settore turistico rappresentati nella consulta di Caore constatano programmando l'assoluta indifferenza dell'amministrazione comunale alle problematiche relative all'evoluzione dei costi di soggiorno. La crisi del settore turismo non sembra interessare minimamente la scelta di quest'ultima, che vede nel gettito dell'imposta una facile soluzione ai problemi del bilancio comunale. La conclamata necessità di ridurre la tassazione trova completamente sorda la pubblica amministrazione. L'invito della consulta alla prudenza necessaria nella tassazione tariffe e più ancora nella destinazione del gettito non sono stati minimamente considerati. Al contrario, già nei gruppi precedenti, la consulta del turismo subisce scelte unilaterali della pubblica amministrazione. Nessun contenimento della spesa pubblica, ma solo ricerca di nuove entrate sempre essere l'unica destinazione. Non solo, ma la destinazione del teatro riguarderà in maniera marginale il settore turistico, obiettivo che gli operatori hanno sempre sottolineato quando derogabile al quale avevano dato dimostrazione di massima collaborazione. Diciamo chiaramente che a causa di quest'anno si sarà applicato l'imposta di soggiorno solo a quei turisti che prenotano e spendono a debito vantaggio di quelli che usufruiscono gratuitamente dei servizi prodotti nella località. Carendosi su un unico comparto che rivela la forza ricchezza, si presa come un atto di autentico masochismo amministrativo, si
se non come un vero e proprio attentato all'economia del territorio, come dichiara Marco Micheli, presidente di Fratelli. La decisione degli operatori politici di abbandonare la consulta è oggi la conseguenza del comportamento insensibile e imperativo della pubblica amministrazione. A questo punto l'unità degli operatori di cave, in sinergia con quelli delle altre spiagge, avvierà una serie di incontri pubblici con i cittadini sull'effettiva modalità di applicazione dell'imposta. Ma che questo per gli aggregatori sia un momento particolarmente critico lo si era capito anche da un comunicato stampa della Federalberghi, qualche giorno prima, che vede in evidenza in particolare momento di tensione riguardante l'economia turistico-alberghiera, in cui viene riferito di come già l'IMU abbia gravato pesantemente i costi e che un ulteriore aumento della tassazione possa portare addirittura al fallimento delle imprese. È una cifra iperbolica quella che emerge dai dati delle entrate fiscali determinate dall'IMU del 2012, con denuncia per esempio di Federalberghi per la Bocca. Dalle lavorazioni del nostro centro studi, Giuseppe Bocca, risulta un esborso medio per l'unione di 34.000 reati esistenti in Italia, pari a 16.850 euro, per un controvalore di 523 euro per camminare IMU. Rispetto a quanto le imprese alberghiere hanno pagato fino al 2011, l'incremento di circa l'80%. È evidente a tutti, conclude il Presidente degli Agricoltori Italiani, che con tassazioni del genere, in un contesto estremamente critico dell'andamento economico mondiale, centinaia, se non migliaia di alberghi rischiano la chiusura per fallimento. Come si occupa l'amministrazione applicava su tali problematiche, con la volontà di applicare a tutti i costi le tasse di soggiorno, naturalmente attraverso l'approvazione di un regolamento dove viene prevista la creazione di una consulta. Leggo dal Gazzettino: istituita la consulta per il turismo, una delibera della Giunta Comunale è stata definita la composizione della consulta prevista dal regolamento sull'imposta di soggiorno. 13 componenti dell'organismo che avrà il compito di vigilare sull'applicazione della tassa e di dare un parere sulle tariffe da applicare. Saranno presenti esponenti delle principali associazioni di categoria. Una rappresentante ciascuna per l'associazione degli allevatori, ASCOM, Camere e per l'area di turismo, 2 per le agenzie e 2 per i campeggi. Ho fatto tutte le indicazioni delle categorie sul numero di richieste che altri sono cominciano a seguire e deciso di allargare l'organismo inserendo un rappresentante del consorzio dei uno per l'APT e uno infine del locale consorzio del parteciperanno ai lavori della consulta anche il sindaco e l'assessore turismo. Si tratta di una campagna della carta proprio per garantire la massima rappresentatività del contenuto, come già la prossima settimana di portare la consulta per la determinazione delle tariffe e per la valutazione della destinazione dei prodotti. Le tariffe dovranno infatti essere fissate entro l'approvazione del bilancio di previsione 2013. Cominciano subito però gli sprechi tra le imprese iniziative e l'amministrazione. Dal Gazzettino del 29 gennaio leggiamo: le imprese iniziative aprono alla cittadinanza e a tutte le forze politiche il dibattito sulla tassa di soggiorno. Dopo le accuse e gli scherzi tra operatori turistici e giunta, le associazioni di categoria aderenti alla consulta comunale per il turismo hanno promosso per giovedì alle 15 in sala parrocchiale Giovanni XXIII di Piazza Vescovado un incontro sulla spinosa questione dell'imposta di scopo. A confronto le ragioni di chi si oppone all'introduzione della tassa e di chi invece la sostiene, come l'amministrazione. Ciò che più è evitabile questi mesi di rappresentanti degli imprenditori politici che hanno la mancanza di dialogo con la vita. Le proposte di collaborazione non sarebbero state adeguatamente sbagliate dall'amministrazione, portando così allo scontro. La quantificazione dell'imposta di soggiorno per la destinazione del gettito non hanno avuto supporto di principio condiviso un programma di interesse turistico, scrivono i rappresentanti dell'associazione. Si aspettava un minimo di previsione, qualche programma di spesa da parte dell'amministrazione. Mancando tutto questo, risulta evidente l'oggettività delle perplessità avanzate dalle imprese turistiche in merito a un tributo che rischia di compromettere definitivamente i risultati già scarsi per ormai unico settore economico del cavolo. Per arrivare infine ai giorni scorsi, esattamente il 21 febbraio, dove sul Gazzettino viene riportato: salta la consulta del turismo.
accresciute sulle tasse di soggiorno. Impossibile il dialogo con la luce. Secondo gli operatori turistici che contestano la destinazione del gettito dell'imposto, la rottura tra l'amministrazione comunale e l'associazione di categoria è ormai nell'area da qualche settimana. Si è manifestata definitivamente alla riunione di ieri pomeriggio della consulta, quando i rappresentanti delle singole territoriali hanno lasciato il tavolo per il momento dell'assessore al turismo Francesco Russo. La crisi del settore può sempre interessare minimamente le scelte dell'amministrazione comunale, che vede nel gettito dell'imposto una facile soluzione che rende il bilancio comunale, scrivono rappresentanti del settore della nostra consulta. L'invito della consulta alla prudenza necessaria per la fissazione delle tariffe e più ancora per la destinazione del gettito non sono stati minimamente considerati. È proprio sulle destinazioni che si è consumata la spazzatura. Secondo gli imprenditori, rispetto al gettito totale, stimato in 1,3 milioni di euro, marginali saranno gli investimenti del turismo diretto. A cavole si farà pagare l'imposto di soggiorno solo a quei turisti che prenotano e spendono il debito vantaggio di quelli che usufruiscono gratuitamente dei servizi. Proseguono ancora gli imprenditori. In tutt'altro avviso l'assessore Russo. Abbiamo cercato un dialogo presentando una previsione di massima di quella che dovrebbe essere la destinazione dell'introito. Le nostre tariffe sono inoltre più basse rispetto a quelle che saranno introdotte nelle altre spiagge, essendo comprese tra 30 e 70 centesimi. L'imposto di soggiorno è l'unico rimedio che tutte le amministrazioni hanno per poter garantire investimenti nel turismo. Non sono sorpreso per quanto successo ieri in consulta, perché era chiara l'intenzione dei rappresentanti delle categorie di voler lasciare il tavolo. La nuova Venezia riferisce ancora le dichiarazioni dell'assessore in modo più completo. L'abbandono unanime della consulta è stato un atto programmatico, dice Russo. Abbiamo cercato in vano di spiegare il valore importantissimo del turismo indiretto, inteso come cura del verde, l'incremento delle forze dell'ordine, l'installazione di aree comuni in cui il turista interagisce tutti i giorni. Utilizzando un gettito di 1.300.000 euro l'anno, investiremo 700.000 sul turismo diretto, i restanti 500.000 su quello diretto, manifestazioni, eventi, promozione. Secondo Russo, nonostante l'abbandono di membri, la consulta sul turismo non cesserà comunque di esistere. Continueremo a convocarla, a concludere, se questi membri non vorranno più partecipare, allora ne inviteremo altri. Come dire? Dateci i soldi che ci servono per pagare gli stipendi dei comunali, i mutui dei lavori pubblici, la manutenzione del verde, tutto ciò che rimane dalla macchina comunale, perché tanto i dipendenti direttamente o indirettamente lavorano per il turismo. I vigili urbani, si sa, oltre a rispettare l'ordine, fanno cassa con le multe che, come tutti sappiamo, sono un biglietto di visita qualificante per il nostro turismo. In aggiunta del sistemare con la tassa di soggiorno serviranno anche gli esigenti, ma non sono calpestati anche e soprattutto dai turisti. Ma ciò che maggiormente ci ha colpito è il tono democratico, partecipativo e rispettoso con cui l'assessore, pur in contrasto con i giudizi della forza politica a cui dice di appartenere, ma cercando di interpretare al meglio il pensiero del sindaco e dei suoi colleghi di giunta, si rivolge agli operatori turistici. Se questi membri non vorranno più partecipare, allora invece ecco, questa frase è raccolta lo spirito, l'anima e il carattere di questa amministrazione, ben consapevole di rappresentare, oltre al consenso delle categorie impegnate al turismo, anche tutti i cittadini di causa, avendo ottenuto peraltro il 29% di voti, ma se andiamo a vedere bene, la sua amministrazione, signor Sindaco, rappresenta il 19,39% sulle reti di Nico, per arrivare al 16,2% sul totale delle realtà locali. Che dire, secondo noi della lista civica per il cambiamento, oltre ad esserci una questione di sostanza riguardante l'applicazione della tassa sul turno, così come istituita, sulla cui applicazione già in precedenti consigli comunali ci siamo espressi negativamente, c'è anche una questione di forma che dimostra ancora una volta lo stile pretestuoso, mistificatore, arrogante di questa amministrazione oramai svincolata, non solo dal primo sentire, dalla stragrande maggioranza dei cittadini di Cambio, ma anche lontano dalla collaborazione con le categorie che trainano l'economia del nostro paese in un momento così difficile.
stile che si riflette anche nel rapporto istituzionale con i gruppi di minoranza. Teniamo conto di come si sono svolte anche le recenti riunioni delle commissioni, dove torno a dire per l'ennesima volta, sindaco e assessori, non viene instaurato un dibattito costruttivo con l'opposizione, dove i componenti di minoranza vengono considerati come delle comparse, una specie di pubblico a cui si partecipano delle comunicazioni, a cui vengono operate delle decisioni sottese, con l'aggravante dell'abitudine di votare i presenti. Forse, ritenendo che i consiglieri comunali non siano le persone elette dai cittadini che rappresentano, da cui solo devono rendere conto del loro operato, ma degli scolari o dei dipendenti che devono rispondere all'appello o timbrare il cartellino. Questo è il concetto del ruolo e della rappresentatività del Consiglio comunale che possiede questa maggioranza, che si riflette poi nella gestione quotidiana della cosa pubblica e nelle decisioni più importanti. Dal parco, passando per via del Moro, una bella sala delle terme, per finire all'applicazione della tassa di soggiorno e alla mancanza di dialogo con le categorie che invece noi riteniamo essenziali. Conclusione, signor Sindaco, prende la lista civica, volendo anche recepire le istanze di molti allegatori che ci hanno contattato in questi giorni e volendo essere loro portavoce del Consiglio Comunale, ne riportiamo pari pari le richieste pervenutici, chiedendo chiarimenti in merito a abbandono unanime del tavolo da parte di tutte le associazioni del settore turistico, mancanza di dialogo e atteggiamenti positivi della pubblica amministrazione. La consulta del turismo è sempre stata solo informata delle decisioni del sindaco e dell'assessore del turismo senza mai poter discutere le stesse. In questo modo questo organismo viene totalmente snaturato in quanto impossibilitato a svolgere la funzione di organo consultivo. Proposte di ripartizione del credito dell'imposta di soggiorno, linee di specificazione di capitoli di spesa, in quanto tale rende impossibile valutare come la pubblica amministrazione investirà nei singoli interventi. Inoltre risulta che parte del gettito verrà utilizzato per produrre servizi gratuiti incentivanti il pendolarismo, oltre alla certificazione dell'uso delle spiagge di Lussa, diversamente dagli obiettivi di tutela ambientale delle stesse. L'assenza di un programma di manifestazioni dettagliato e relativa spesa programmata. Il programma delle manifestazioni presentato, oltre ad essere privo della spesa prevista, non incentiva, se non in minima parte, l'allungamento della stagione turistica e si concentra solo unicamente nei periodi in cui già è elevato l'afflusso di turisti. Non solo, ma non viene chiarito chi e come viene gestita l'ospitalità dei grandi eventi sportivi. Previsione di spesa per la manutenzione di impianti sportivi utilizzati da manifestazioni e associazioni locali già beneficianti di questo prodotto. Destinazione di parte del gettito alla promozione turistica in totale assenza dei programmi da finanziare. Infine, sono sindaco, mi permetto di fare a nome del gruppo che presento un'interpellanza di informativo. Per chi non dice chiaramente che i soldi della tassa di soggiorno ne servono per appianare i debiti già contati dai suoi predecessori e gestire la spesa quotidiana di una macchina amministrativa oramai pletorica. Non avrebbe più senso se lei si rivolgesse solo ai cittadini dicendogli aiutatemi. Anche voi operatori turistici e albergatori, aiutateci a superare questo particolare momento di crisi. I soldi derivati dalla tassa di soggiorno ci servono subito per scopi diversi da quelli della promozione turistica. Ma vedrete che sulla base di un progetto amministrativo di contenimento e riduzione drastica della spesa pubblica comunale, riusciremo a venire fuori da queste sabbie mobili, peraltro ereditate dalle precedenti amministrazioni. In futuro potremo investire i soldi su un progetto riguardante il turismo. O è proprio un progetto per il turismo che manca? Si chiedono risposte ai sensi dell'articolo 16. Grazie consigliere Vivo. Ci sono altre interpellanze. Passiamo ora al primo punto dell'ordine del giorno. Diamo risposta all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, giornata delle memorie del 7 gennaio 2013. Relazione all'assessore Antelmo. Grazie Presidente. Do lettura dell'interpellanza, chiedo voi oppure la saltiamo e passiamo subito alla risposta. Allora, ha ragione il capogruppo Zanoni. Di una commemorazione pertinente alla giornata della memoria, tanto cara all'amministrazione
l'amministrazione non ha potuto accorgersi, semplicemente perché non c'è stata ancora. Inizialmente era stata programmata per il 9 febbraio, con doppia rappresentazione al mattino per la scuola e alla sera per la cittadinanza, ma purtroppo c'è stato un errore nella comunicazione delle date, tale per cui la data prevista è stata necessaria posticiparla. Abbiamo quindi immediatamente recuperato una nuova data che, a causa degli impegni della compagnia che avevamo incaricato, non ci è stato possibile proporre prima del 9 marzo. Tale disguido ci porterà alla data sopracitata con un'unica rappresentazione serale. Io sono Caino è il titolo dello spettacolo che questa amministrazione ha proposto. Già da tempo l'amministrazione con la giornata della memoria vuole parlare anche della giornata del ricordo. Infatti questo spettacolo non dice solo della Shoah e dello sterminio degli ebrei, ma dice di come questa drammatica pagina storica sia divenuta il paradigma di tutti i genocidi a cui in questa sede pare giusto ricordare. Il Novecento ci ha fatto vedere atrocità inaudite, dagli armeni allo scontro fratricida per il Hutu e il Tutsi, i Khmer cambogiani, il genocidio bosniaco e da ultimo anche le folle. Tale spettacolo non intenderà parlare di orrori, piuttosto, si legge nella locandina, tenterà di spiegarne le origini a partire dalla figura di Caino Ebreo. In accordo con la scuola, avendo essa già un calendario fittissimo di uscite di impegni, sta emergendo una fattiva collaborazione che ha deciso di proporre ai ragazzi un percorso didattico in avvicinamento alla data del 9 marzo e di istituire poi, in compagnia dei genitori, la visione serale. Allora è giusto impegnarsi nel ricordare, nel far memoria di queste atrocità che l'uomo è stato capace di compiere. E per le stesse ragioni che hanno portato l'Assemblea Consigliare precedente al rispetto del silenzio, chiedo al Presidente del Consiglio di farla stare tutti e di far aspettare un minuto di silenzio anche per la giornata del ricordo. Grazie. Assessore Antelmo, siamo sicuri tutti per un minuto di silenzio. Io ho portato via la casa adesso. merito rispetto al fatto che il signor Primo Bellone era stato invitato a Venezia per un'onorificenza di cui non c'è stata presenza amministrativa che l'accompagnasse. C'era stato chiesto anche questo fatto. Io rispondo dicendo molto semplicemente che sapevamo che dovevamo consegnare al signor Primo altre 2 medaglie e quindi sapevamo inoltre che il signor Primo non era presente, non poteva essere presente a Venezia per motivi di salute, per motivi ed era sostituito dalla figlia. Quindi telefonando alla famiglia del signor Primo avevamo concordato un unico appuntamento presso il municipio con una piccola cerimonia in cui il sindaco ha conferito tutte le medaglie e ricordato anche la medaglia consegnatagli dal prefetto. Non voleva e non vuole essere un di meno non essere andato in Venezia, ma dati i precedenti impegni che avevamo assunto ognuno di noi, quindi siamo 4 assessori e gli impegni sono notevoli, non si è potuto garantire la giusta visibilità e la giusta presenza e quindi di questo abbiamo cercato di garantirla a Carlo con una cerimonia specifica per lui e dando anche il giusto dato per la stampa. Grazie Assessore.
Passiamo ora alla seconda interpellanza, sempre proposta dalla Civica per il Cambiamento Sonia Zanò, parcheggio scambiatore. Relazione all'assessore Pietro. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'interpellanza presentata dalla lista civica per il cambiamento, non do lettura al consigliere Giro, anche perché, visto il contenuto delle sue osservazioni, faccio solo un piccolo spunto che sarà quello che le ha dato in risposta alla stessa. In merito solo al primo passaggio, dove lei comunque accusa o critica questa amministrazione, ci permette un attimo di essere un po' critica, perché alla fine lei dice che questa amministrazione è sorda, ma per quanto mi riguarda lei non è mai venuto né a chiedermi o portare le sue opinioni per quanto riguarda questo progetto. So solo che si è presentato una volta agli uffici, ma il tema non era relativo al parcheggio scambiatore, ma relativo credo a altre procedure. Vi do lettura di quella che è la risposta. Lei faceva un rilievo per quanto riguarda l'accesso e l'uscita. La localizzazione dell'accesso e dell'uscita del parcheggio è stata redatta in conformità alle indicazioni dell'ufficio tecnico della provincia di Venezia e su espresse proposte degli uffici ambientali di Venezia e della Commissione regionale PIA. La provincia di Venezia ha indicato quel sito per l'accesso e per l'uscita in quanto lungo la strada provinciale numero 62 da Salute Caude non vi sono le larghezze sufficienti e sicure per l'immissione e uscita del tale parcheggio. Inoltre non verrebbero servite le strade provinciali numero 54 San Donacao e numero 59 Santino Portuguaro. Inoltre la stessa amministrazione provinciale non intende imporre nuovi accessi alla strada provinciale Caude e Portuguaro e dalla nuova rotatoria già in programma e in progetto. Gli uffici della Sovrintendenza degli Ambientali sono contrari all'accesso lungo la strada provinciale numero 62 per l'alterazione dell'aspetto ambientale del sito, in quanto la stessa ricade in zona sottoposta a vincolo ambientali ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004. Gli uffici regionali competenti alla via hanno rilevato che l'accesso e l'uscita lungo la strada provinciale 62 la Salute Caude è troppo vicina all'abitato di Sansonessa e ciò potrebbe causare fonti di inquinamento acustico e ambientale per gli scarichi delle auto. Pertanto, in accordo con l'amministrazione provinciale, l'unica soluzione possibile è quella prevista dal progetto in corso. Il progetto tiene ovviamente conto di evitare una possibile sovrapposizione tra evoluzione entrata e quella di uscita. Viabilità esterna ed opere complementari. Il progetto in questione costituisce, come ribadito in più occasioni, un primo straccio funzionale dell'opera stessa. In una seconda fase saranno realizzate tutte le opere di finitura e di completamento senza che queste pregiudichino il regolare funzionamento dell'intervento già a chiusura del primo stralcio. A tal proposito il progetto esecutivo prevede anche alcuni sottoservizi funzionali alla realizzazione del secondo stralcio, come ad esempio la predisposizione delle linee per il futuro collegamento di punti di alimentazione con pannelli solari, oltre che a un punto di alimentazione per auto elettriche, come previsto dalle normative in materia. Tra le opere complementari è prevista la realizzazione di un sistema di intermodalità nell'area stessa, come peraltro illustrato nella relazione generale a progetto del progetto, costituita dall'interfaccia con i servizi offerti ai turisti sul demanio con un sistema di bike sharing, oltre che l'utilizzo di mezzi pubblici di collegamento tra il parcheggio e le strutture sia del litorale che del centro storico. La realizzazione della rotatoria sull'Arco Crelli, oggetto di progettazione da parte del Consiglio di Attività della Provincia di Venezia, essendo strettamente legata al funzionamento del parcheggio, sarà realizzata contemporaneamente. A tal proposito, questa amministrazione sta sollecitando l'amministrazione provinciale al fine che la stessa rotatoria venga realizzata in modo definitivo, essendo la stessa all'interno del centro abitato ed essendo un'infrastruttura più volte sollecitata da questo comune, l'opera verrà realizzata con la compartecipazione del comune stesso. Gestione del traffico in arrivo e in partenza e servizi di prima accoglienza. Come più volte detto, l'opera comporta un costo complessivo di 1.500.000 euro, di cui 1.261 sono a carico della Regione Veneto, legge regionale 1359, e 239.000 euro a carico del Comune di Caude. Con tale somma verrà realizzata tutta la parte relativa delle opere infrastrutturali. La relativa parte della segnaletica, informatizzazione con pannelli informativi e
eccetera e gestione sarà proceduta successivamente con procedure ad evidenza pubblica e non escludendo la valutazione di qualche proposta privata. Una detta collegamenti ciclopedonali, certo è necessario pensare e valutare a un profilo in ordine di completamento alla funzionalità e alla gestione dell'opera. Sicuramente tutti aspetti già presi in debita considerazione e valutazione da parte di questa amministrazione, ma come ben si sa, le attuali regole di bilancio sul percorso rispetto al patto di stabilità hanno dato lo scadere dei termini imposti dalla Regione per la realizzazione dell'opera non ci consentono di provvedere e portare a compimento scritto ogni priorità. Ovvio da parte dei consiglieri comunali sulle varie tali semplici osservazioni che nulla di costruttivo, ma solo di far vedere che loro sarebbero in grado forse di realizzare le opere pubbliche solo con le parole. D'altra parte appare fuorviante pensare che anche la realizzazione del parcheggio sia la soluzione di tutte le problematiche elencate nell'interpellanza e le relative all'intenso traffico che la città subisce nei weekend primaverili ed estivi. L'obiettivo dell'intervento è creare un punto di interscambio modale a monte di due accessi principali, i due ponti praticamente, alla città, così da consentire una minore concentrazione di veicoli sui due punti critici elencati, in quanto intercettati prima dei ponti stessi. L'ipotesi è confermata anche dallo studio viabilistico allegato al progetto, calibrato sui dati di traffico che sono stati forniti dalla provincia e sono relativi all'anno 2010-2012. Il fatto di creare in tale posizione il parcheggio e di dare la possibilità di raggiungere con altri mezzi che potrebbero essere l'uso una testa con bici proposto o bike sharing a piedi, il centro ed il litorale è il tassello più importante che può aiutare a ridurre incolonnamenti e dare una possibilità in più a chi visita questa località. Si ricorda come pertanto riportato nella relazione generale allegata al progetto è in fase di realizzazione nell'immediata vicinanza del parcheggio il Museo Nazionale di Archeologia del Mare. Una volta completato potrà contare con un ampio parcheggio utilizzato tutti i giorni dell'anno e collegabile all'area usato da un sottopasso che come da progetto sarà reso pedonabile per il collegamento diretto a tale struttura. Grazie Assessore, consigliere Giro, prego. Sì, Vice Sindaco, lei ha auspicato confronto sul progetto, c'è stato per il semplice motivo che abbiamo preso una delibera pubblicata sul comune, il progetto definitivo è già stato approvato. Quindi da quell'approvazione, da quel progetto già approvato, sono partite le nostre osservazioni. È che ne abbiamo parlato, abbiamo discusso e poi si dice qualcos'altro. Lei non è che il progetto è stato approvato senza nessun confronto. Per quanto riguarda invece i contenuti, ve li avevamo progettati, non avevo potuto confrontarci, li abbiamo segnalati in interpellanza. Auspichiamo che vengano poi le osservazioni, se no sarà l'ennesima che Forse consigliere, non ci siamo capiti. La sua interpellanza per quanto riguarda i vari punti, nessuno li critica, anzi sono punti che potrebbero essere un suggerimento per come ne ho risposto di quello che sarà in futuro. Forse l'introduzione mia è stata che magari prima di dire che l'amministrazione è sola o quant'altro, magari si chiede confronto, io ci sono, non ho nessun problema, ma le ho anche spiegato nella risposta che tutto quello che lei chiede sono cose che anche noi abbiamo comunque sollevato e che verranno fatte comunque in un secondo momento, perché in questo momento abbiamo 1,2 milioni di contributo. Ci sono dei tempi tecnici imposti dalla Regione, è ovvio che il progetto deve partire, altrimenti perdiamo anche il contributo. Allora molte volte prima di perdere un contributo non è che si fa un progetto così tanto perché dobbiamo nascondere un po' quant'altro, si fa per poter arrivare in tempo e siccome c'era trattata anche una proroga dobbiamo correre nei tempi, gli uffici devono fare il loro. Però torno a dire, le osservazioni che lei ha fatto non
sono osservazioni che vengono comunque criticate, sono osservazioni giuste che anche l'amministrazione degli uffici avevano sollevato. Grazie Assessore. Passiamo alla trattazione della prossima interpellanza proposta dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon, pesca e rottamazione. Relazione all'Assessore Busso. Sì. Buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'interpellanza era pesca e rottamazione. Velocemente la leggo perché ci sono alcune cose che non sono in contrasto, dopo spiego il motivo. Lo scopo di tale interpellanza è di porre alla Giunta un'idea che fu caposaldo del nostro programma elettorale di cui ci presentammo alle elezioni del 2012. Visto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Mario Catania ha sottoscritto in data 29 dicembre 2012 un decreto che ha disposto l'approvazione di uno specifico bando mirato alla rottamazione delle imbarcazioni venete della piccola pesca, permettendo di attivare la procedura di acquisizione alla domanda da parte delle imprese di pesca venete interessate alla demolizione delle proprie imbarcazioni, a nostro avviso è opportuno che si occupi anche della futura destinazione delle imbarcazioni. Allora, questa è la prima nota sbagliata, perché il Ministero delle Risorse Agricole e il Ministro Catania non ha sottoscritto la rottamazione delle piccole imbarcazioni venete, invece l'ha sottoscritta l'assessore regionale l'assessore regionale Mazzato, il quale ha fortemente voluto portare questa sì nel Veneto con il 5 giugno di quest'anno, ha voluto portare anche alla piccola pesca che ha avuto problemi entro le 3 miglia con la maglia larga e non più pesca con il divieto della pesca entro miglia, la riconversione e la rottamazione delle piccole imbarcazioni per la pesca nell'alto Adriatico. Poi si continua dicendo tali imbarcazioni rappresentano un bagaglio storico-culturale nel corso degli anni potrebbe venire a mancare la storia di Cavo che passa necessariamente attraverso queste imbarcazioni. La vostra domanda è: da ciò nasce la nostra idea di salvare alcuni tipi di relitti per poi esporli nel futuro Museo del Mare, che dovrebbe prendere vita nella zona di Sansonessa. Ci auguriamo che la nostra idea possa trovare accoglimento e che la Giunta si impegni a trovare un modo per salvare non solo delle icone storico-culturali, ma anche un possibile investimento turistico per il futuro. Ora, come avete iniziato la richiesta con pesca e rottamazione, appare difficile la realizzazione della vostra richiesta in quanto essa va in contrasto con lo spirito proprio della rottamazione, mirata alla eliminazione materiale e fisica dell'imbarcazione. Cioè un pescatore o dà l'imbarcazione alla rottamazione e prende il contributo, oppure la dona al Museo del Mare. Questo è il significato. Il funzionario regionale sentito comunica quanto segue che col DGR del 1044 del 2011 la Giunta regionale aveva dato parere favorevole alla proposta dell'assessore Manzato